Assessore Rodighiero, assessore alla cultura del Comune di Padova, quali gli eventi sul territorio per il centenario della Grande Guerra? Certamente è un momento nel quale riflettere su come purtroppo la guerra non sia un fatto dimenticato. Per quanto oggi ricordiamo 100 anni, ce ne sono ancora tante di guerre in giro, quindi è un momento nel quale ricordiamo in alcuni luoghi cosa ha significato la guerra per questa realtà nostra territoriale, regionale. Padova è stata la città dopo Treviso più colpita in termini di vittime civili per la Prima Guerra Mondiale. Sappiamo però in tutto il Veneto e tutta Italia cosa abbia significato la Prima Guerra Mondiale, che tragicità sia stato questo evento storico, ed è un'occasione, ripeto, per riflettere su come oggi possiamo proporre e riproporre modalità perché la pace non vada perduta. Ecco che lo facciamo in un tempio dedicato alla pace. Questo tempio in origine era stato pensato dagli abitanti di Padova come un tempio da destinarsi come voto a Sant'Antonio nel momento in cui, dopo la sconfitta di Caporetto, Padova era diventata in un certo senso quasi la prima linea. È stato quindi un momento di riflessione che ha portato a un voto religioso, ma che diventa un luogo oggi in cui continuare a fare riflessione. Ecco che allora Padova in questo senso vuole essere un luogo nel quale riflettere. Abbiamo Villa Giusti, nella quale il 3 novembre del 1918 è stato firmato l'armistizio tra Italia, Austria e Germania. Ecco, alla luce di questo, il 4 novembre con Filippo Daverio alle ore 18 avremo un momento di riflessione particolare con la presentazione del film per Rai 3 che ha fatto Daverio proprio come riflessione storica sulla Prima Guerra Mondiale, dal momento dal quale partiranno un po' tutti gli eventi nel nostro territorio. Sono coordinati da un comitato organizzato dal Comune in collaborazione con l'Università. Sono 3 annualità nelle quali abbiamo programmato tutta una serie di convegni e si concluderà nel 2018 con un momento in cui vorremmo mettere in rete tutte le città nelle quali è stato firmato un armistizio. Ecco la testimonianza che vorremmo dare come città rispetto allo scenario che ha rappresentato anche, del quale è stata scenario anche per la Prima Guerra Mondiale, un contributo però alla luce anche della riflessione con l'aiuto dell'Università che vorremmo dare su come oggi riflettere per non perdere la pace. Quindi il nuovo ruolo delle forze armate, la partecipazione, il ruolo dei movimenti, il ruolo delle associazioni.